Alex e Flora sono due studenti che vogliono scoprire il territorio dove vivono seguendo il ciclo dell'acqua. L'acqua che scende dal cielo si insinua nelle falde, serve per irrigare, sviluppa energia idroelettrica, può anche però, se non regolamentata, provocare allagamenti ed alluvioni, una realtà sin troppo nota in Italia e in Veneto. La cura e la salvaguardia idraulica si possono imparare sin da banchi di scuola, creare una coscienza ambientale aiuta a prevenire e curare il dissesto. Le vestali dell'acqua, quale risorsa irrigua che si snoda tra fossi e canali, sono i consorzi di bonifica. Conoscere la loro funzione significa conoscere il ciclo dell'acqua. Il progetto Acqua, Ambiente e Territorio, la scoperta dei consorzi di bonifica, promosso in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente della Regione Veneto, punta proprio a diffondere questa conoscenza tra i giovani. Da una parte sensibilizzare quella che è l'opinione soprattutto dei giovani, che poi sicuramente lo trasmetteranno anche ai più adulti, e dall'altra parte quella che invece è un piano di interventi strutturali mirati proprio a garantire quella che è l'efficienza del sistema esistente, realizzare quelle opere che dal 66 non sono mai state realizzate, investire in quello che appunto è un elemento fondamentale, la gestione e il deflusso delle acque, che è sicurezza per il territorio, sicurezza per le nostre imprese, sicurezza per l'incolumità dei nostri cittadini. 5 le scuole di primo e secondo grado coinvolte nell'iniziativa. Gli alunni di questi istituti saranno accompagnati per tutto l'anno scolastico tra laboratori multimediali, lezioni in aula, visite guidate tra casse di espansione, idroveri e impianti di bonifica. Poi saranno loro a compilare un apposito diario di bordo. È un punto zero dove noi cominciamo, sono delle schede, delle tracce di lavoro che poi verranno implementate con i laboratori stessi dei ragazzi, cioè ogni gruppo classe lavorerà su una scheda e la approfondirà attraverso dei laboratori. E questo chi farà dei cartelloni pubblicitari, chi farà degli spot video, delle animazioni, chi lavorerà a dei fotoromanzi, quindi dei fumetti fotografici. Materiale didattico autoprodotto in formato digitale che sarà poi utilizzato da classi successive. La prevenzione non può prescindere dagli interventi strutturali di messa in sicurezza del territorio dal rischio di dissesto idrogeologico. Dobbiamo assolutamente ripensare a un territorio e nel ripensare dobbiamo assolutamente coinvolgere quella parte di utenti che sono i giovani, sono il mondo della scuola e quant'altro. Quindi io credo che non sia né tempo né risorse sprecate in questa direzione, anzi dovremmo avere il coraggio di metterci qualcosa in più, perché credo che la cultura, il mondo delle scuole debba essere incentivato nel far capire qual è la problematica di un territorio. Per capire come scorre l'acqua che cade dal cielo basterebbe riscoprire quella che un tempo si chiamava la cultura del fosso. La cultura del fosso, una volta attorno a questo elemento naturale si sviluppava un po' l'attività, i giochi dei bambini, caratterizzava molto l'ambiente. Ecco, riscoprire la cultura del fosso è proprio ricominciare a far conoscere ai bambini il territorio dove in realtà vivono e quindi anche una cultura diversa del loro ambiente. I ragazzi e i loro elaborati saranno i protagonisti della settimana della bonifica 2014 in Fiera Padova. Cultura dell'acqua, dell'ambiente e del territorio.